Ok, intanto partiamo. Siamo in diretta. Stiamo registrando. Buonasera a tutti e ben trovati qui alla nostra rubrica Startup Invaders, giusto Giulio? Salutiamo subito Giulio Centemero, co-conduttore con me in questa fascia. Giulio Centemero, capogruppo Lega Commissione Finanze. Ciao Giulio. Nel frattempo ci Ciao, ciao Narda, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. ascoltatori. Tu hai un Eh, sacco di fan, lo sai, vero? Ho un sacco di Di fan, fans. davvero? Sì, sì, me lo dicono. Ma salutiamo anche Mattia d'Alessandra, CEO e co-founder di Loan Exchange. Ho detto bene? Perfetto, ciao a tutti, è un piacere essere qui, vi ringrazio. Allora, intanto dalla regia sono riusciti a mettere in sovraimpressione il sito della vostra azienda. Allora, questo appuntamento è dedicato appunto alle startup e ai giovani imprenditori che vogliono raccontarci un po' la loro esperienza. Allora, partiamo subito, Mattia, col raccontarci, insomma, descrivici un po' la vostra azienda. Certo, un piacere. Allora, cos'è l'OnExchain? Noi applichiamo la tecnologia web e la tecnologia blockchain al mondo del credito. Perché? Perché riteniamo che questo mercato abbia, dalla crisi in poi, iniziato a mostrare dei problemi, non funziona più come prima e noi vogliamo fare la nostra parte. Di cosa parliamo? Non di macro sistemi o altro. Pensiamo alle piccole e medie imprese italiane. Quante sono state schiacciate dalla difficoltà di accesso al credito? Cambiati le Intanto cuffie così. faccio un Tutto in change. diretta, esatto, tutto così. Il perché bello della funziona di- diretta. Voilà, adesso Ok. quasi meglio. Dicevamo, quante piccole e medie imprese sono state schiacciate dalla difficoltà di accedere al credito? Persone che hanno perso il lavoro, imprenditori che hanno dato tutto e perso tutto, tra Certo. l'altro anche con risultati tragici. Io l'ho visto bene, io e tutto il team, noi veniamo dalla Brianza, il Quanti ragazzi disboscamento. siete? Parli di team, quanti siete? Noi siamo il team è di 7 persone, Sì. i ragazzi 4 e poi ci sono 3 persone più senior che ci guidano con la loro Per esperienza. signor cosa intendi? Stai molto attento, eh? Intendo 28 anni. Giulio, noi siamo proprio ormai fuori No, target. per senior ci abbiamo un po' di persone con Media 30 di età, anni, media 30 di anni età. di esperienza. Ok, media di età vostra? Media d'età Dei più giovani. dei più giovani sotto i 28 è la media. Tu ne hai? 27. Mamma mia. Però qua adesso arriviamo a 28 tra poco. Quasi 28, bello. Ora Per cui, cioè, qua... cambia completamente. Esatto. Ti assicuro Per che la quello vita... abbiamo preso i senior, così abbiamo detto... Vabbè. No, in realtà loro hanno cofondato con noi, sono Certo. parte integrante del team. Il bello è anche proprio aver creato questa unione, no? Di l'altra cofondatrice, per esempio, Maura Rossetti, è una persona di grandissima competenza, con una grandissima carriera alle spalle. Aver unito una guida di questo tipo a persone più giovani che magari hanno però l'approccio genuino all'innovazione, all'esuberanza, secondo me è Certo. proprio la combo È il connubio ideale. perfetto, Sì, esatto, esattamente. Allora, vabbè, hai già un po' spiegato l'onorevole Centemero. Sì, ma entriamo, Entriamo nel dettaglio. faccio l'antipatico, entriamo un po' nel dettaglio dei servizi che prestate, perché sposo assolutamente le tue parole, nel senso che soprattutto rispetto a una crisi del credito dove le banche erogano sempre meno finanziamenti e alla luce anche di tante nuove restrizioni normative tipo la MiFID, tipo Basilea 2 e via, i mercati alternativi del capitale sono sempre diventati più importanti, sono sempre più importanti, quindi mini bond, quindi altri tipi di finanziamenti, sconti in fattura. Voi cosa erogate? Ecco, allora, tra l'altro perfetto proprio, il contesto già descritto, quindi non aggiungo altro. Noi ci muoviamo proprio in quello, Basilea 2, Basilea 3, quelle sono, potrei citarne altre, calendar provisioning per citare nomi più esotici, sono tutta una serie di normative che hanno impattato anche a causa dei problemi che c'erano stati pre-crisi il mercato delle banche, rendendo difficile prestare a imprenditori che magari invece ne hanno bisogno e hanno anche ragione di ottenere quelle risorse. Quello fa sì che l'economia reale ne soffra. Certo. Si cresce meno, alcune zone semplicemente vengono tagliate fuori dal ciclo del credito. Molte soluzioni che sono nate, quali quelle citate, dai mini bond all'alternative finance più di altre startup, digital lenders, cercano di dire ok, disintermediamo in parte questo mondo che ha dei problemi così da andare a coprire la parte che manca. Noi abbiamo usato un approccio diverso, collaborativo. Noi diciamo alle banche e ai fondi di investimento, noi vi diamo una piattaforma per cooperare insieme. Una piattaforma digitale che consente alle banche di far leva sulla loro capacità principale, che è avere le filiali, le persone, conoscere il territorio, conoscere le aziende,
ai fondi che invece hanno le risorse, perché hanno tantissime risorse della ricchezza privata abbondantissima che c'è in Italia, di dire: tu banca fammi da rete, nella sostanza, presta per me e condividi il rischio e l'onere di questo prestito con me che invece ho tante risorse. In questo modo il risparmiatore guadagna di più perché si sta investendo nell'economia reale e queste risorse aiutano la crescita e vinciamo tutti. Cioè, sostanzialmente la banca, ovviamente, che ha la rete, verifica la bankability dei vari progetti, Esattamente. però voi poi tramite la piattaforma, che è una sorta di Tinder della finanza, sostanzialmente, Esatto. eh, i fondi hanno la sostanza. E a che tipo di fondi avete sulla piattaforma? Family office, private Allora, equity? sì. Sostanzialmente la piattaforma è aperta a tutti i soggetti regolati, proprio per evitare tematiche ok. di peso eccessivo di MiFID 2 o altro. Da quel punto di vista qualsiasi entità regolata può partecipare. Ovviamente il mercato in partenza è molto più di o banche che hanno eccesso di risorse. Abbiamo alcune banche italiane che faticano a prestare. Le abbiamo incontrate perché dicono: non abbiamo più clienti, cioè loro hanno il problema opposto, hanno soldi ma non hanno più clienti nel territorio perché sono già tutti molto solidi e pieni di risorse. Abbiamo dei fondi di investimento, ci sono tante iniziative, adesso non citerò nomi, ma No, si certo. trovano di entità anche molto grosse italiane che stanno proprio da settembre, hanno iniziato a dire: dobbiamo investire in questo segmento, lanciando nuovi fondi. C'è tutto il tema degli LTIF, che è un po' tecnico, quindi però appunto conosciamo bene. È Esatto. uscito Giulio ieri appunto con Sì, c'è un articolo stamattina, anzi, andiamo in onda, è registrato venerdì, diciamo, stamattina, con questo venerdì, su Milano Finanza è uscita la mia interrogazione perché nel decreto crescita l'anno scorso ho fatto approvare un emendamento che riconosce una deduzione fiscale sul capital gain per il 2020 per chi investe in LTIF. Esatto, per esempio quello si è proprio visto da operatore del mercato, mettiamolo così, come è partito moltissimo l'interesse sul lanciare questi fondi proprio per convogliare queste risorse. Quindi la piattaforma può accettare tutte queste tipologie di soggetti. Eurison e Amundi, per dirne due. Esattamente, non li ho citati io, però sono due L'ho che avevo in fatto io. testa. Sono due Sì, sono sui giornali. Va bene, invece, posso fare... vuoi fare Sì, un'altra domanda? voglio farti due domande, poi ti lascio il microfono, Narda. Perché sennò non si può escludere la Cosmic Girl. Allora, due domande che facciamo sempre a tutti. Uno, come siete strutturati? Nel senso, siete un SRL, startup innovativa, piuttosto che una SPA? E come vi siete finanziati per partire? Allora, due domande interessanti. Siamo una SRL innovativa, sede legale tra l'altro a Meda, siamo l'unica società software di Meda, credo, non lo so, però vabbè, l'operatività sta su Milano. Vabbè, ma del resto la Brianza è la culla della civiltà. Esatto. La Mesopotamia tra l'Adda e il Seveso. Esatto, quindi... Poi l'abbiamo chiamata Meda perché Babilonia non poteva essere chiamata Baghdad per non avere problemi geopolitici, no? Quindi diciamo, la sede legale per ora è lì, forse, ahimè, andrà spostata su Milano anche quella, giustamente. Milano ha una capacità di attrarre risorse e generare molto forte, quindi siamo una SRL innovativa. Tra l'altro abbiamo fatto la procedura online, fantomatica, devo dire bisogna anche passare però a firmare fisicamente, quindi la rende un po' meno online, però meglio che... Meno virtuale. Meglio che altre procedure. Per i finanziamenti è un tema per le startup italiane e devo dire per le esperienze internazionali che stiamo avendo un po' in tutta l'Europa continentale molto difficile all'inizio. A noi ha dato una grande mano, devo dire, Invitalia. Siamo una di quelle realtà che ha usato molto Fammi indovinare, Smart and Start? Smart and Start. Tu sai tutto, cioè sei imbarazzante. No, non Mi è che so licenzierete tutto, alla però fine è il conduci bando tu che da usano sola. tutti, è il No, bando certo. che usano tutti. Siamo un politico competente. Beh, Io dai, sono bravo, abbastanza bravo. felice, diciamo. No, decisamente, assolutamente, anzi lui è sempre molto sul pezzo. Siete troppo gentili, però Narda, ai tuoi complimenti non credo perché sei perfida. Questa cosa che sono cattiva deve finire, perché sennò alla fine tutti ci credono poi. Ma è vero, ma è vero. Va bene, no, non è vero, scusa, cioè, ti abbiamo interrotto per questo teatrino, perché ogni tanto ci becchiamo, sembriamo un po' Sandra e Raimondo in realtà. Tu sei Sandra? Ah, davvero? Oh, che noia, che barba allora.
Scusaci, vai avanti. No problem. Quindi il grosso del supporto ad oggi è proprio venuto da Smart Start. Come tutte le realtà poi stiamo ragionando di fundraising vari, anche non solo in Italia. Poi diciamo il 2020 sarà un anno sicuramente per noi molto interessante, quindi... Senti, ma le maggiori difficoltà che avete riscontrato, visto che qui c'è un autorevole rappresentante delle istituzioni? Vabbè, non ridere. No, è vero, tra l'altro, ma tu mi fai ridere, scusa, eh. No, adesso, cioè, a parte gli scherzi, seriamente. Ok, mi metto il cappello istituzionale. Esatto, anche tu entra A nel nome di ruolo, tutte le esatto. start-up di No, Meda. certo, no, è Quindi fondamentale, è fondamentale anche capire, insomma, ma può essere spunto anche per tanti altri che magari vogliono intraprendere il vostro percorso, quello che possono essere state le difficoltà, come si possono, diciamo, superare, che cosa serve, appunto, poi anche con l'ausilio di Giulio ci può dire anche che cosa il governo può continuare a fare, può fare, anche se adesso appunto speriamo ancora per poco di essere in minoranza, però insomma sicuramente ci possono essere delle posizioni che possono essere utili anche per far crescere questo Sì. tipo di attività. Allora, io diciamo, essendo una startup comunque giovane, vorrei parlare di più dei problemi delle startup in fase molto iniziale, Certo, perché quello che spesso vuoi. sono anche quelle che hanno meno capacità di farsi sentire. Allora, il problema vero dell'Italia è la mancanza di fondi di investimento in fase molto iniziale, è un po' in tutta l'Europa, ho visto. Ovviamente rende difficile fare progetti complessi, perché poi in Europa e in Italia in particolare vige molto l'idea dovete fare progetti B2B, cioè progetti sofisticati, perché il mercato B2C, che è quello consumer, tanto arriva Amazon e se lo prende lui, quindi a fine giornata non vale la pena metterci, sì. Però progetti sofisticati richiedono un investimento iniziale importante, quindi non si può pensare, e purtroppo questo accade spesso, che dicono beh un sito web 5.000 euro, un'app 15.000, sì, ma se il software è per banche con Certo. 5.000 euro più 15.000, cioè non hai ancora capito cosa devi fare proprio. Quindi quello sicuramente è il problema più grave e fa sì che sia molte volte molte persone che ho visto poi non lancino i progetti brillanti, le competenze ci sono, adesso io conosco le università milanesi, la Bocconi, il Politecnico sfornano menti brillanti, però poi se non hai le risorse molte volte lasci Non perdere. riesci ad andare avanti, certo. E poi c'è invece questa è una cosa più piccola e più facile che io ogni tanto sollevo qua e là perché è un problema secondo me bellissimo, nel senso che genera pochissime risorse per lo Stato. Una startup innovativa è considerata per l'INPS alla stregua di un negozio. Ora io non sono un esperto di fiscalità, quindi userò i termini sbagliati, però vuol dire che appena fondi la startup, almeno un socio operativo deve pagare 300 euro al mese, che se è un giovane, siccome le startup spesso sono fatte da giovani, al massimo c'è i debiti universitari da pagare, ancora prima che pagare 300 euro al mese all'INPS, che ci fa 2 lire, e poi se fai dei profitti, magari pochi, ma li fai e li reinvesti sempre, comunque tu socio operativo dovresti pagare i contributi sulla parte, vanno nel tuo imponibile, diciamo, per i contributi, e anche lì tu non stacchi, non prendi lo stipendio, non stacchi i dividendi di certo, per cui non hai quei soldi. Questi sono problemi che poi molti startup che ho conosciuto nell'approccio anche corretto, tra virgolette, di dire se lo Stato è un po' troppo aggressivo, vediamo, poi tanto l'INPS è lenta, quindi intanto lasciano così, però lo Stato ci fa 2 lire e va a impattare dei poveretti che il commercialista la prima cosa che gli dice è devi avere almeno 300 euro al mese per fondare, dice, ma non era digitale, gratis, no. Mm. Sì, allora sono 2 punti che tornano sempre, soprattutto il primo. Sul secondo, in realtà, avevamo provato nella finanziaria dello scorso anno con un emendamento per eliminare questa quota da pagare all'INPS, però ovviamente è arrivato il parere negativo del Ministero del Lavoro e dell'INPS, che non, insomma, Quindi non siete più riusciti a portare avanti. in un'ottica di corto raggio e non lungimirante, perché è ovvio che se togli un piccolo balzello, poi alla fine avrai molto più gettito fiscale perché ti partono più iniziative in futuro. E in secondo luogo, sui fondi di investimento nella fase seed, diciamo, è vero, c'è una mancanza, ma da un lato è dovuta dalla cultura degli italiani. Vediamo ad esempio che anche il nostro mercato borsistico è molto più piccolo rispetto al PIL dell'Italia, se lo compariamo agli altri paesi europei ed extraeuropei. Devo dire però che nei 14 mesi di governo
ce l'abbiamo messa tutta e anche all'opposizione ce la stiamo mettendo comunque tutta, e adesso siamo in una fase di studio, nel senso che la deduzione fiscale che dicevo prima sui capital gain degli ELTIF vuol dire che le persone sono stimolate a investire 150.000 euro su investimenti illiquidi. Gli investimenti illiquidi sono quelli che vanno nell'economia reale, perché ci sono già degli strumenti che sono i PIR, su cui c'è stato uno stop l'anno scorso perché non avevamo proposto che una quota andasse su i mercati small e mid cap, poi 5 Stelle hanno insistito per metterci il venture capital, ma poi non è stata ben coordinata la norma e si sono fermati. Adesso per fortuna è stato comunque approvato un emendamento della Lega nel collegato fiscale alla finanziaria, per cui il 3,5% del raccolto sui PIR va sui mercati small e mid cap primari. In Italia è il mercato AIM, che però non significa startup in fase seed, ma è qualcosa sull'economia reale. Quindi qualcosina si è fatto, va fatto molto di più, ma soprattutto vanno attratti i fondi, e tu attrai i fondi con sgravi fiscali. Con la norma sul rientro dei cervelli e anche a onor del vero, anche con la norma sui cosiddetti paperoni, comunque qualche investitore, qualche grosso business angel è arrivato in Italia, soprattutto con la norma sul rientro dei cervelli, in ottica anche Brexit. Diverse parti della finanza sono venute in Italia e stanno cominciando a guardarsi intorno, però hai perfettamente ragione, cioè dovrebbe entrare un po' più nella nostra ottica quella di investire su iniziative locali, su piattaforme di crowdfunding e anche direttamente su startup. Io nel mio piccolo tutti gli investimenti che faccio sono sul liquido totale, cioè mi compro quote di SRL e poi so che renderanno magari tra 5 anni o magari no, però cerco di crearmi un portfolio che abbia anche un ritorno sul territorio, sulla società, e quindi avrò dei ritorni per me e per le generazioni future di tipo non solo economico. Poi stavo pensando ad altri aspetti che sono anche collegati all'educazione. Una cosa su cui abbiamo puntato molto è l'educazione civica, in cui ci sono dei contenuti minimi di educazione finanziaria. Abbiamo poco tempo, quindi adesso Narda deve fare delle domande anche molto più importanti. No, non è vero, no, eri tu Ah. quello che stava facendo. No, ti stavo solamente dicendo mancano 2 minuti Ah no, al però... termine della trasmissione, quindi potevi continuare assolutamente a dire Sì. le tue cose molto più importanti e le mie, perché sai che io No, ma dobbiamo trascino chiedere sempre. il titolo scelto del... Vai, tanto poi mi ecco. licenziate, sarai tu il prossimo conduttore. No, scherzo. ma dai. Ma va. Vabbè. Dai, Ogni, ogni settimana chiediamo alla startup ospite di consigliarci un libro che è stato ispiratore. Esatto. Allora, come libro ne abbiamo discusso un po' internamente, perché così abbiamo fatto il cenacolo culturale interno alla startup. Abbiamo scelto Un eroe borghese, che ha sicuramente ispirato molti dei membri del team. Parla di un grandissimo professionista milanese, e alla fine noi siamo tutti poi stati adottati da Milano. Parla di banche, parla dei problemi delle banche da un lato, e parla di chi invece ha combattuto per renderle qualcosa che funziona per il bene di tutti. Per cui per noi è stato sicuramente ispiratore nei valori e nel come bisogna, secondo noi, fare anche innovazione. Ma è quello che parla, io ora non me lo sono andato a guardare e a googolare, è quello che parla del caso del crack dell'Ambrosiano. No, sì, è focalizzato molto proprio su tutto l'impero Sindona. Ok, perfetto. Di come poi nel venire meno questo impero, Giorgio Ambrosoli è dovuto scendere in campo per cercare di combattere con anche poteri vari che si opponevano a quella che era poi una gestione della liquidazione in modo ottimale, diciamo. Va bene, vicenda nota, molto da Cainarca, da Giulio Cainarca. Esatto, molto dal direttore della radio. La E canzone che sta andando in sottofondo è quella che Mattia ha scelto, Requiem lacrimosa di Mozart. Noi ci sentiamo, allora ringraziamo anzitutto Mattia D'Alessandra, CEO e co-founder di Loan Exchange. Tutte le volte mi suonano le cuffie. Grazie mille, Ok. è stato un piacere. Viva la Brianza! Viva la Viva la Brianza! Brianza. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre con un altro appuntamento qui di Startup Invaders. Grazie!
Grazie mille. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet, now the sky's blackening. I know the mark's high, butterflies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart griping. That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these, as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. it's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not God sent, Nas, Rakim, Pac, Big, James, Todd Smith, and I'm not Prince. So I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. 'Cause I'm only human, just like you, making my mistakes. Oh, if you only knew, I don't think you should believe in me the way that you do. 'Cause I'm terrified to let you down. Oh. it's true, I'm a Rubik's, a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest.
A flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet him. But first, the speed 'em verse. Now Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind. And everyone who has doubt remind, now take your best rhyme, outdo it, now